Vi presenterò il pranzo di Natale coi fiocchi e per prepararlo ho in prestito una cucina professionale. Guarda che parecchio di Con l'aiuto di 4 chef farò antipasto, primo, secondo e dolce, con i vini d'eccellenza abbinati direttamente a casa vostra. Scrivimi se sei in zona Conselve, in provincia di Padova, e l'anteprima del pranzo di Natale sarà testato da uno di voi. Benvenuto! Ci siamo appena conosciuti, ma sono costretto a metterti le corna. Qui prepariamo la cipolla, la stufata con l'aceto, con un po' di sale, Un po' di zucchero. un po' di aceto. E questo sarà il risultato, giusto? Questo è l'ingrediente principale, una riga affumicata, Qui c'è il latte, aglio allora, e buccia di limone. Deve essere completamente immerso. per 10 minuti. A questo punto, Adesso prendiamo della polenta, la tagliamo e dopo andrà fritta. Allora il pesce è pronto. come hai fatto a fare questa robetta qua? Rafano bianco, mela, olio, sale e aceto. Tutto frullato assieme. E come si fa l'emulsione a prezzemolo? Si stufa leggermente il prezzemolo con poca acqua e poi si frulla finché diventa liscio. E per un piatto stellato, il Brut 1950. E si sposa perfettamente. Ma il piatto per il follower fortunato. Perfetto. Prego. Per un sereno Natale. Non tanto qui corni. Al tempo bisogna casserare un nocio, signora. È una minestra con la pasta fatta in casa e con una polpettina di carne. Assomiglia al ramen giapponese. Per dire che la minestra è uguale dappertutto. Brodo di Giappone. Prepariamo la polpettina di carne macinata, un pochino d'aglio, di cipolla fritta, parmigiano, pane grattugiato. e un po' di prezzemolo. Questo è zafferano? Tutto la mette, signora? Sì, tutto. Un po' di noce moscata, un ovetto, sale. Nel brodo che bolle buttiamo le tagliatelle che abbiamo fatto a mano. Se uno è pigro o non ha tempo, tardi. Compra già fatte. Adesso nel nostro brodino mettiamo le polpettine. Momento dell'impiattamento. Un ovetto di quaglia, verdurina. Come abbinamento mi hanno consigliato Chardonnay, Raboso, Silvano. Caro follower, te mangi una minestrina. Buongiorno. Prendiamo una coscia di capone, la disossiamo. Macinato di maiale dentro che dà un bel grassino. I fegatini e i durelli del capone. Questa qua con cui l'abbiamo chiusa è la vescica di maiale. Mi spiace, devo farlo subito, va bene. Le corna prima o poi arrivano a tutti. Thank you all very much. Acqua che sobbolle. Immergiamo. E intanto noi prepariamo le patate americane viola. Sono già state Cotte al sale. un po' di burro, un po' di panna. Accendiamo. E il risultato sarà questo. Dopo un'ora di cottura. E tutti i suoi grassini sono rimasti dentro. È arrivato il momento di mettere una padella. Mettiamo un po' d'olio. Ma non lo mettiamo un grammetto di rosmarino? Assolutamente sì. Evviva i funghi, buon anno! Questo è il forno di cottura di capone. Voglio accertarmi che sia buono. Godo come un riccio. Per un piatto così buono ci vorrebbe un vino importante. Siamo fortunati. Ho un top di gamma, il Friularo. Riprendi lui perché io già so. Spettacolo. Volevo mettermi nei panni di un cornuto. Posso dire, sto benissimo, l'ho superato. Anzi è anche comodo a volte. Ad esempio guardate. Chiudiamo in bellezza. Piatto della tradizione veneta, latte, bacca di vaniglia, un cucchiaino di sale, zucchero di canna, portiamo a bollore, Farina di mais. burro, uova, fichi, mele, E mele. uvetta passa, lievito, farina. La nostra pozione magica è pronta, va messa in questa teglia e il risultato sarà questo, signore e signori, guardate. Il godimento è al massimo. Ci vorrebbe la crema allo zabaione. Questo bagnomaria. 2 tuorli d'uovo, E ci mettiamo il nostro. moscato e la cantina in conserve, un po' di zucchero, Complimenti. Richiama giustamente quel moscato che avevi messo dentro. E così si finisce in bellezza. Siamo pronti per la consegna? Adesso andiamo a scegliere a caso il follower che sta per vivere uno dei giorni più belli della sua vita. Ecco i candidati. Sceglierò a caso col ditino. Ti fa vedere gli occhi chiusi. Terrazza Padovana. Ma vicino, no? Andiamo. La destinazione è stata raggiunta.
suo canale, ho una consegna. Non sta preoccupando. La fai finita con sta telecamera accesa, porca? Oh, mettiti una felpa, dai. Stai bene anche in pigiama. Aspetta che ti tappa freddo. Allora, questa è la cena. Fatto fuori a tutto canali, era buonissimo. Vai a tua, cin cin, buone feste a tutti. I fogli, buon anno. Pum, pum, pum.